Allora, eccoci tornati in studio perché quest'ultima parte di TV7 Match è la puntata di questa sera, hermano, dedicata alla figura di Enrico Mattei. Enrico Mattei lo possiamo definire l'uomo del miracolo italiano? Sì, sicuramente ha fatto un miracolo che nessuno aveva fatto prima, neanche i santi. Cioè l'Italia ha incominciato a crescere, finalmente è passata da un mondo agricolo a un mondo industriale. Grazie a Mattei, perché mancava l'energia e senza energia non si faceva niente. Non solo, ma Mattei ha chiuso anche il prelievo del carbone nei Paesi Bassi, cioè noi migravamo, gli italiani migravano nei Paesi Bassi per estrazione del carbone. Era una sorta di restituzione dei danni di guerra. E naturalmente allora ci davano il carbone a un prezzo un po' più favorevole. Naturalmente il carbone è una cosa, il petrolio e il gas è un'altra cosa. E allora l'emigrazione per l'estrazione del carbone da parte degli italiani, parliamo di Marcinelle, quindi la grande strada di 300 italiani a oltre 1000 metri di profondità sottoterra che scavavano il carbone per poter sopravvivere, quindi si malavano, poi avevano mille problematiche. Mattei ha chiuso questo fenomeno italiano della migrazione per andare a tirar fuori il carbone. E questa è una delle cose, quindi non si vendeva più carbone perché ogni casa aveva il gas, ma non solo, ma addirittura si inventa le bombole a gas. E vedremo anche questo fattore che è molto interessante, perché poi il sindaco di Firenze, La Pira, si darà da fare per coinvolgere Mattei, e inizialmente Mattei dice no, non voglio quell'azienda che stava in fallimento, ma poi capisce e allora si inventa la produzione di bombole, laddove il gasdotto non arriva, si può andare a comprare una bombola e anche il contadino in mezzo ai campi potrà avere una risorsa energetica. Certo. Ecco, adesso questo a volo d'uccello. Certo. Naturalmente questa sera abbiamo uno storico che ci segue molto da vicino e che ci aiuterà a rappresentare questa figura che è estremamente importante, ma quella cosa più strana è che è una figura che viene sempre dimenticata sia dagli storici che dai politici. Certo, abbiamo con noi, ringrazio per essere qui in studio, il professor Patrizio Zanella, buonasera. Buonasera anche ai telespettatori. Grazie per essere tornato qui in studio, storico e giornalista. Hermano, un Enrico Mattei che ha segnato un'epoca e che ha cambiato, appunto, come dicevi, anche le abitudini degli italiani. Una volta ci si scaldava con la legna e col carbone e a un certo punto questo avveniva anche prima della guerra. Quindi non c'è stata da parte dei governi precedenti, che poi hanno portato al conflitto, una sensibilità nei confronti delle persone. Quindi questa energia poteva essere sfruttata già nella prima metà del Novecento, e invece no. Si continua a usare la solita energia, quindi la legna e il carbone, e gli italiani naturalmente soffrono. L'industria non si sviluppa perché manca il petrolio. Non solo, ma durante il fascismo Mussolini si vende i pozzi petroliferi in Iraq, non riuscendo a capire che proprio quella è la fonte dello sviluppo del paese e non l'impero. L'impero non porterà allo sviluppo del paese, come poi potremo dimostrare, ma invece è l'energia che cambierà la produzione e cambierà l'economia dell'Italia. E questo lo capisce Mattei, ma Mattei naturalmente è un personaggio che nasce da una famiglia povera e si costruisce la propria vita e intuisce queste necessità perché le ha provate di persona e capisce quanto male stiano gli italiani, e di conseguenza dopo la guerra, e ha fatto il partigiano, si attiva allo scopo di fare star bene le persone, ed è uno dei non politici che fa veramente la politica dell'Italia.
Prego, Zanella. Sì, se vogliamo dare un incipit a questo personaggio, possiamo considerarlo l'uomo più rappresentativo dell'Italia del Novecento, se non altro uno di questi, perché è stato un politico, un manager, un imprenditore e soprattutto è definito con ironia il petroliere senza petrolio. In realtà invece aveva una lungimirante politica di affrancare l'Italia da un condizionamento che in quel periodo degli anni 40-50 era sotto il dominio delle cosiddette Sette Sorelle. Possiamo dire che è l'uomo che prende l'Italia dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale e la lascia o la fa lasciare alla soglia del cosiddetto miracolo economico, come è stato ricordato. Ma in tutto questo c'è un uomo che è chiamato ad eseguire degli ordini, li disattende perché lui gli ordini è abituato a darli, e in questa sua capacità dimostrerà anche tutta una visione anche dell'economia italiana, alcune dinamiche anche geopolitiche, perché è giusto dire che è uno dei pochi che negli anni 50 vede già la cosiddetta decolonizzazione di alcuni paesi appunto legati al Medio Oriente, che erano impegnati anche a sganciarsi dal predominio coloniale o francese o inglese, e lui intuisce che a questi paesi va dato ascolto, e quindi non a caso vedremo come... Diamo un esempio. Lui simpatizza, non è un mistero che lui simpatizzi verso il movimento di indipendenza algerino. Certo, no, addirittura non simpatizza, finanzia il movimento algerino, tant'è che la Francia ce l'avrà a morte con Mattei. Prego. Ecco, a questo riguardo si può dire che lui, con la sua disinvoltura, perché era molto disinvolto nella sua azione economica più che politica, nella sua azione economica, ci tengo a sottolinearlo, lui era come fosse stato, abbia agito come un ministro degli esteri ombra. Sì. Ecco, questa è la sua cifra, che riuscì ad avere un successo enorme perché il consenso e i risultati erano dalla sua parte. Al punto tale che c'è un grande personaggio, presidente americano, che dice: questo è il vero italiano con cui voglio parlare, che è Kennedy. Siamo nei momenti cruciali anche della presidenza Kennedy, che avrebbe dovuto incontrare di lì a poco quel terribile e disastroso incidente che magari vedremo poi alla fine, ma aveva già fissato un incontro diretto con il presidente degli Stati Uniti, che avvicinava, se vogliamo dire, anche le due economie e distendeva, ecco, faceva intraprendere un periodo non più di conflittualità, perché ricordiamo che le Sette Sorelle avevano 5, erano soprattutto sotto il predominio statunitense, 2 invece erano inglesi o olandesi, diciamo, e agivano più a livello europeo, e quindi in questo cartello, ecco, non c'era spazio per un'ottava sorella, ecco, diciamolo proprio schiettamente. Ma dopo lo vedremo, perché lui rivoluziona il mercato dell'energia, e lo vedremo. Comunque partiamo col primo contributo, Mattei, l'uomo del miracolo italiano. Enrico Mattei appartiene alla generazione di chi si era fatto da sé, come altri imprenditori dell'epoca, come Mondadori o Rizzoli. Da verniciatore a soli 13 anni a garzone in una conceria, per poi diventare imprenditore nel settore chimico. Partigiano durante la guerra, diverrà successivamente vicepresidente dell'Agip e poi nel 1953 fondatore e presidente dell'ENI. Enrico Mattei parte dal basso. Classe 1906, è figlio di un sottufficiale dei Carabinieri. Inizia a lavorare giovanissimo per aiutare la famiglia e a 26 anni si trasferisce a Milano per fondare una propria attività nel settore chimico. L'8 settembre 1943 è parte attiva della Resistenza, diventando capo di alcune formazioni partigiane del mondo cattolico. Fa parte del comando militare del CNAI e poi vicepresidente della Federazione Italiana Volontari della Libertà. Alla fine del conflitto, essendo stato parte attiva della Resistenza, Enrico Mattei è nominato commissario straordinario dell'Agenzia Generale Italiana Petroli, l'Agip, fondata nel 1926. Il regime aveva sottovalutato l'importanza del fattore energetico e questo ente, che molti ritenevano inutile, cosicché durante il ventennio era stato soprannominato
denominato Agenzia Gerarchi in pensione. Nel dopoguerra anche le indicazioni politiche avevano valutato inutile il fattore energetico ed erano decisi per uno smantellamento dell'Agip. Mattei è convinto del contrario, nella certezza che un'impresa petrolifera nazionale fosse essenziale per far fronte all'esigenza energetica di un paese che doveva passare da una tradizione agricola ad una rapida evoluzione industriale. Quindi prosegue le esplorazioni petrolifere già iniziate nel sottosuolo dell'Odigiano dall'Agip a Caviaga, ma non c'è petrolio, così come a Cortemaggiore nel Piacentino, ma trova il metano e qui inizia la grande rivoluzione industriale italiana. In breve tempo investe in una rete di 700 chilometri che serve ad approvvigionare buona parte della Valle Padana. Gli italiani all'epoca usavano ancora come fonte per cucinare e per il riscaldamento la legna ed il carbone. Era stata trovata una fonte energetica a basso costo che era indispensabile per lo sviluppo economico del paese. Per Mattei e per l'Agip il risultato è quanto era necessario per chiedere al governo un investimento di 14 miliardi. E ciò era frutto dell'intelligenza di un italiano ribelle che gestiva un ente pubblico considerato inutile e destinato alla sua liquidazione. L'Agip non ha futuro senza la collaborazione della politica. Non basta la capacità di Mattei a risolvere i problemi dell'ente. La politica tarda a capire, anche perché questa ignoranza emergeva da una classe politica che poca esperienza aveva nella gestione del paese. Per raggiungere l'obiettivo era necessario coinvolgere i governi, che non sempre erano in grado di comprendere la necessità dell'Italia. Mattei utilizza ogni mezzo per raggiungere un obiettivo che era essenziale. Così non esiterà a sostenere partiti politici e organi di informazione e quanti potevano essere utili alla causa. Dimostrata l'utilità del progetto per lo sviluppo dell'economia italiana, nel 1953 Mattei promuove la nascita dell'ENI, ente nazionale idrocarburi, che incorpora anche la vecchia Agip. Ma per proseguire nello sviluppo dell'attività, l'ENI necessita di fonti petrolifere. Nasce la politica estera di Mattei con l'accordo con i paesi che posseggono i giacimenti, quali la Libia, il Marocco, l'Iraq e l'Iran. Non compra più petrolio dalle 7 sorelle, come lui chiama le aziende petrolifere, ma tratta direttamente con i proprietari dei giacimenti, gli emiri. L'accordo innovativo che Mattei proponeva agli emiri arabi era il coinvolgimento diretto di questi nella condivisione dei profitti ricavati dai giacimenti al 50%. La politica di Mattei ha successo per l'ENI, ma solleva il malumore delle 7 grandi compagnie petrolifere, che sono abituate ad acquistare le concessioni e non dividere gli immensi utili che ne ricavano. Così sono costrette ad offrire anche loro il 50% del profitto agli Emirati, costringendo a sua volta Mattei a rilanciare fino al 75%. Una vera e propria sfida alle 7 sorelle. Mattei viene criticato anche in Italia. Politici e industriali sono preoccupati per una limitazione dei finanziamenti statunitensi. Il progetto Mattei però è sostenuto da una parte della Democrazia Cristiana, la sinistra guidata da Amintore Fanfani. Una nuova sfida agli Stati Uniti nel contesto della guerra fredda arriva nel 1960 da Mattei, quando, grazie all'aiuto di Luigi Longo, ex partigiano e poi segretario del PCI, conclude il primo affare con l'Unione Sovietica, che prendeva gas e petrolio siberiano in cambio di prodotti e merci italiane. Questa apertura controcorrente successivamente darà origine alla Fiat sovietica, che produrrà la prima auto russa, la Ziguli, e la città che nascerà attorno alla fabbrica che prenderà il nome di Togliattigrad. Le manovre strategiche di Mattei, alla ricerca di nuovi partner, arrivano al Nord Africa, con il sostegno economico alla lotta algerina per l'indipendenza della Francia. Ecco, un po' di corsa, ma abbiamo visto rapidamente quello che è stata la capacità, diciamo, organizzativa di una persona che non si è fermata al mero guadagno, ma voleva fare un progetto e attuare un progetto per gli italiani, e ci è riuscito. Prego, Zanella. Sì, ricordiamo che una delle abilità, se non la principale, di Mattei è quello di mettersi subito in mostra come organizzatore.
è un grande organizzatore, l'aveva già dimostrato nella sua esperienza di partigiano, quando nel 1943 a ridosso delle dimissioni di Mussolini lui entra immediatamente nelle file dei partigiani e gli danno anche compiti di organizzazione delle varie brigate, compiti di gestione anche dei soldi che dovevano essere smistati, quindi maneggiava facilmente ingenti quantità per finanziare anche questi gruppi per facilitare la cosiddetta insurrezione che poi abbiamo visto del 25 aprile. Quella foto che abbiamo visto nel filmato è di 2 giorni dopo, siamo al 28 di aprile ed è appunto il secondo che sfila proprio assieme a Longo e ad altri diciamo partigiani del momento. Va detto appunto un'altra grande intuizione di Mattei, che è quella di capire subito che l'espansione delle automobili comporta automaticamente il bisogno di petrolio. E quindi lui aveva già intuito che questo commercio legato alle 4 ruote era quello fondamentale, ma bisognava garantirne anche l'energia. E quindi lui è uno dei primi che potrà sembrare per visionario, c'è anche un titolo di un libro che appunto lo apostrofa come un visionario, ma è uno dei primi che intuisce che forse sotto il nostro territorio italiano ci sono giacimenti o di metano o di petrolio. Non a caso quello che viene fatto trovare, diciamo, a Caviana, oggi attualmente Lodi come località, è sì una scoperta temporanea di un giacimento che però non sarà così enorme, non sarà così quantitativamente espanso, però a livello propagandistico la cosa ebbe molto successo per dargli ragione e credere che fosse possibile che anche l'Italia potesse raggiungere una certa indipendenza, una certa autonomia. Ricordiamo che con tutti questi accordi che lui riuscì a tessere anche con paesi diversi dalle alleanze tradizionali, riuscì ad avere negli anni 50, l'Italia aveva il petrolio più basso in Europa come costi. E quindi lei prima giustamente ha ricordato alcune figure legate anche al suo tempo. Mi permetto di aggiungere anche quella del benzinaio, quello che ti lava il parabrezza, quello che ti cambia l'olio, quello che si fa la sosta in un motel. Sono tutte intuizioni di Mattei, forse le dimentichiamo perché secondarie, ma il primo che concepisce che il rifornimento di un automobilista ha bisogno di tantissimi altri comfort, e lui li potenzia, anzi li porta a questo compimento che diventerà poi un successo. Certo, perché è un'attività indotta dal nuovo mondo della comunicazione, del movimento, quindi dell'auto, ma soprattutto lui scopre che in Libia c'è il petrolio, cosa che durante il ventennio non si era cercato di scoprire, e lui inventa le nuove tecnologie per fare i pozzi petroliferi, per estrarre il petrolio, per la conservazione e tutto il resto. Quindi a fianco a quella che è, diciamo, la ricerca del petrolio e l'utilizzazione del petrolio c'è anche tutta una tecnologia che si sviluppa e porterà naturalmente anche questa ricchezza all'Italia. Secondo contributo, Mattei, uomo del gas russo. Enrico Mattei, l'uomo che aprì al gas russo. Enrico Mattei nel 1960, quando era presidente dell'ENI nel pieno della guerra fredda, era riuscito a trovare un accordo per la fornitura di gas e di petrolio con l'Unione Sovietica. Mattei andava in cerca di greggio e gas a costi moderati per lo sviluppo dell'Italia. Per alcuni i rapporti con i sovietici minacciavano le relazioni nel patto atlantico, perché avvicinava l'Italia ai paesi comunisti e soprattutto disturbava perché aveva rivoluzionato il mercato dell'energia. Aveva dato dignità ai paesi produttori, riconoscendo loro una giusta contropartita per il gas e il petrolio che venivano estratti. In Italia in quel momento ci si riscaldava con il carbone o con la legna, e soprattutto per l'industria avere energia a buon prezzo era una vera rivoluzione che dava speranza e competitività per il futuro.
Se l'Italia è diventata quella che è stato grazie a un accordo vantaggioso che in tutti questi anni ha tenuto il paese al sicuro dai tentacoli delle multinazionali del petrolio americane e per il quale Mattei è stato ammazzato. Oggi le sanzioni economiche imposte alla Russia per l'invasione dell'Ucraina hanno chiuso i flussi di gas che Mattei aveva aperto oltre 60 anni fa, provocando una crisi energetica pesantissima per l'Italia, con ripercussioni che sentiremo a lungo. Ma se l'Italia si trova in questa situazione è perché dopo Mattei non c'è più stata una vera strategia energetica basata sulla diversificazione delle fonti di produzione e di approvvigionamento, con uno scarso interesse per le fonti energetiche alternative. Basti pensare allo sviluppo del fotovoltaico, una tecnologia affossata da una burocrazia delirante che ammazza la convenienza e il diritto dei cittadini. E allora che fine faremo? Quanto ci costeranno benzina e gas? Questo è il risultato degli ultimi 30 anni di governi e di una politica capaci solo di produrre molte chiacchiere utili solo ai loro affari e a sostenere il consenso. Mai come adesso si sente la mancanza di un uomo come Enrico Mattei. Quanto è indispensabile oggi Mattei e Tullio, e soprattutto qual è stata l'intelligenza di Mattei che ha aperto la porta non solo al gasdotto italiano ma di tutta l'Europa. Certo. E come mai noi ci siamo autocastrati bloccando l'arrivo del gas a vantaggio del gas americano che costa il doppio? Prego. Certo, certo, quello che è stata la politica energetica di questi ultimi anni, dettati da una politica internazionale fatta delle sanzioni contro chiaramente che ha fermato quello che era il flusso del gas dalla Russia, chiaramente ha penalizzato l'Italia e tutto l'Occidente europeo e questo ha imposto ovviamente di andare a cercare risorse energetiche anche da altre parti, ma poi alla fine abbiamo visto che malgrado le sanzioni il gas e il petrolio russo arriva comunque in Europa attraverso la Turchia di Erdogan, ne abbiamo parlato anche altre volte, attraverso come dire, navi petroliere, chiamiamole fantasma, e incrementando i flussi di gas soprattutto dall'Azerbaigian ad esempio, ma anche dalla stessa Algeria. Ma io vorrei spendere una parola anche per quello che ha rappresentato Mattei sia nel confronto dei propri dipendenti dell'ENI, perché Mattei è un imprenditore che crea dei villaggi per le vacanze. Sì. Ne abbiamo uno anche qua in Veneto, vicino a Cortina d'Ampezzo. È l'uomo che apre agli autogrill. Ad esempio, prima si parlava dei servizi agli automobilisti e crea tutta la rete di servizi collegata alle auto ed è stata una grandissima intuizione. Ma crea anche un gruppo di alberghi, Jolly Hotel, certo, che è di supporto naturalmente a quelli che viaggiavano. Di conseguenza vicino alle autostrade, vicino alle strade, perché naturalmente sono hotel che costano poco, ma non è che siano brutti, sono efficienti, efficaci, belli, a basso costo e naturalmente questo comporta anche un'agevolazione in quello che è stato l'inizio del turismo degli anni 60. Prego. Certo, assolutamente. Quindi tu prima dicevi se ci sarebbe bisogno di un altro Mattei, oggi più che mai, dove gli elettori non vanno più a votare, hanno perso la fiducia in figure politiche che fanno grandi annunci ma poi concretamente non mantengono quello che promettono. Le capacità manageriali di Mattei servirebbero veramente oggi. Ecco, c'è anche da mettere in evidenza il fatto che si tende a utilizzare anche troppo il nome di Mattei, perché vediamo che il nostro governo ha il piano Mattei per l'Africa, ma diciamo che c'è ben poco di quanto... È un'offesa a Mattei. Sì, cioè c'è solo il nome e basta, insomma, sostanzialmente. Lo abbiamo sentito anche nel servizio, quelle che sono state
cioè è una persona che ha saputo come dire, indirizzare anche e condizionare il mercato a livello internazionale del petrolio, pur essendo un petroliere senza petrolio. Sì, ma sta dalla parte degli oppressi, perché allora gli algerini erano un popolo praticamente sotto una schiavitù francese, certo. E finalmente riescono a ribellarsi perché hanno un appoggio esterno, e questo i francesi non glielo lasceranno passare. Allora, il terzo contributo, Enrico Mattei e Giorgio La Pira. Questo appartiene a un fatto fondamentale su come l'intelligenza di Mattei sia estremamente fantasiosa. Riesce a unire delle cose che al momento sembrano impossibili, e invece lui riesce sempre a trarre un vantaggio, ma sempre nei confronti del popolo italiano. Enrico Mattei e Giorgio La Pira. Enrico Mattei era partito dal basso, ma si era dato subito da fare. Fiuto e talento imprenditoriale non gli erano mai mancati, tantomeno il coraggio che lo aveva portato a partecipare alla resistenza da partigiano bianco e ad assumere in seguito la guida dell'Agip nell'immediato dopoguerra. Era stato chiamato dalla Democrazia Cristiana per liquidarla, anche per non interferire con gli interessi americani. Ma dove gli altri vedevano un'azienda affossata dal ventennio fascista, lui vide all'opposto un'opportunità di crescita per il paese. Mattei era un cattolico di poche parole, ma impegnato a fare il bene degli altri. Non si arricchì né lui né la sua famiglia, ma procedeva nel suo lavoro a volte quasi con l'ingenuità. Non un presuntuoso, ma aveva questo caratteristico altruismo, e in 15 anni fu capace di cambiare l'Italia, portandola ad un livello di benessere fino a quel momento sconosciuto. Nel 1953 a Firenze si prospettò la chiusura di una fabbrica, il Pignone, e la società fu posta in liquidazione. Proprietaria del Pignone all'epoca era il colosso tessile Snia Viscosa, che aveva annunciato il licenziamento dei suoi 1700 dipendenti. La notizia scatenò la mobilitazione dei lavoratori e dell'intera città. Scese in campo il sindaco di Firenze Giorgio La Pira, che coinvolse il mondo politico e la Chiesa per salvare la fabbrica, e riuscendo infine a convincere l'allora presidente dell'ENI Enrico Mattei a rilevarla. Così nel 1954 l'azienda cambiò nome e proprietà. La Pignone si era ingrandita durante la guerra, producendo armi. Finito il conflitto, aveva tentato di riconvertirsi nel campo tessile, ma con poco successo. La società proprietaria aveva già ridotto il personale, ma nel novembre del 1953 annunciò la chiusura degli stabilimenti. Gli operai occuparono la fabbrica e La Pira volle schierarsi pubblicamente dalla loro parte. Nel confronto con gli operai uscì l'idea di utilizzare negli impianti di estrazione del petrolio le turbine prodotte dall'azienda. Questa, specializzandosi in questo tipo di produzione, avrebbe potuto diventare strategica per l'ENI di Mattei, che era in grande espansione grazie anche ai contatti stimolati dalle relazioni e dall'azione di La Pira con i paesi arabi del Mediterraneo. Dopo una lunga trattativa, il 9 gennaio del 1954, l'accordo venne firmato e per la Pignone, rinominata Nuovo Pignone, iniziò una stagione di grande crescita. Mattei e La Pira così risolsero il problema. Mattei acquistò dai proprietari l'intero complesso industriale, trasformandolo inizialmente in una fabbrica di bombole per il gas domestico e poi in una fabbrica di apparecchiature per attività petrolifere, di ricerca, di estrazione, di raffinazione, acquistando ben presto un ruolo di eccellenza internazionale nel settore dei compressori e delle turbine. Tra Mattei e Giorgio La Pira ci fu grande sintonia perché condividevano ideali, visioni, modi di pensare. Da un lato gli avvicina l'adesione a una cultura cattolica non completamente china alle logiche della scelta di campo della guerra fredda, dall'altra la loro curiosità intellettuale e politica innata. Ecco, abbiamo un personaggio a Firenze che si chiama Giorgio La Pira e che è il sindaco di Firenze, ma non è toscano, perché è di Pozzallo, in provincia di Ragusa, quindi è un siciliano. Però ha una tale verve e una tale capacità anche lui. È un momento in cui gli uomini sono generosi, dopo un conflitto che è stato una strage, finalmente gli uomini escono puliti.
E Giorgio La Pira cerca Mattei perché è l'unico uomo che può risolvere un drammatico momento in cui appunto c'è una fabbrica di 1400 operai che dovranno stare a casa e a quell'epoca non c'erano soccorsi, era fame. Prego, professore. Sì, è un momento difficile infatti questo del 54, perché se non ci fosse stata una base così di amicizia personale, perché è giusto ricordarlo, che sia La Pira che Mattei appartenevano a quell'area, quella corrente della resistenza bianca, al quale diciamo, possiamo ricordare anche i nomi di Paronetto, Moro, Taviani. Abbiamo diciamo, una serie di nomi che si erano riconosciuti appunto nella dottrina sociale della Chiesa. E in un primo tempo, quando La Pira chiede l'aiuto di Mattei per salvare la Pignone, Mattei non è così tanto favorevole, ma La Pira deve proprio insistere sulla comune visione della vita e quindi dei valori della dottrina sociale della Chiesa per convincere Mattei che ne valeva la pena operare questo tipo di sforzo, ed ebbe ragione diciamo nel aggregare Mattei nella salvezza della Pignone. Ricordiamo anche la formazione di questo uomo, che il padre Antonio Mattei, brigadiere della polizia, lo voleva dottore, in realtà arrivò al diploma di ragioniere, e è interessante perché tutti lo chiamavano ingegnere, lui rispondeva con ironia: sì, ingegnere delle 5 lauree honoris causa che gli avevano dato, perché ne aveva ricevute poi molte come honoris causa. Quindi abbiamo un uomo sostanzialmente pragmatico, sensibile ai valori sociali, sensibile anche ai problemi che potevano manifestarsi anche nelle speculazioni industriali, tipo anche la Pignone, che bastava poco, e in questo suo impegno non ha mai omesso di tenere come primo principio della sua azione soprattutto il beneficio dell'Italia come paese e del suo settore industriale, che era in espansione proprio grazie a questo miracolo economico. Ricordiamo che negli anni 50, c'è da dire anche questo, il PIL dell'Italia per almeno un paio d'anni, 3 o 4 anni, viaggiava dal 5 anche al 6,7-6,8%. Di crescita? Sì, di crescita. Proprio per effetto di questa nuova anche fiducia che lui aveva saputo diffondere anche a livello imprenditoriale, pur facendoci anche qualche nemico. Ricordiamo anche la sua cosiddetta filosofia pratica che esprimeva quando si trattava di estendere tutti questi servizi alle famiglie italiane. Ricordiamo che dalla stufetta a legna appunto sono passati tutti poi al gas in casa. Certo. Lui faceva lavorare le aziende di notte, rompeva le strade, e poi se qualcuno il giorno dopo brontolava o il sindaco gli mandava delle ordinanze, si scusava, chiedeva quanto era l'indennizzo e cercava di sanare immediatamente la cosa, ma ormai i tubi erano stati piazzati, non era più possibile diciamo portarli via, per cui lui aveva ottenuto qualcosa in riferimento al suo scopo principale. Ricordiamo che ha trasgredito la bellezza di 8.000 di ordinanze. Certo. Aprirei un breve, diciamo, una finestra sulla Pira. La Pira addirittura viene chiamato il sindaco santo, tant'era dalla parte della popolazione, e si preoccupava della vita della gente. Prego, professore. Sì, sulla Pira abbiamo un sindaco carismatico, abbiamo un sindaco leader, abbiamo un sindaco appunto che vive anche le virtù cosiddette cristiane che ispiravano i suoi valori, i suoi principi, e quindi sotto questo punto di vista c'è una idealità molto profonda fra i due. Non a caso sulla Pira è anche in corso la causa di canonizzazione, mi sembra. Esatto. Ecco, quindi c'è un uomo tutto tondo con un altruismo che conquisterà Firenze, i fiorentini, e tutta la sua politica riceverà questo applauso anche all'interno della democrazia cristiana, pur riconoscendo che queste figure vengono in parte anche un po' marginalizzate dentro la democrazia cristiana, perché all'interno delle correnti Mattei era un dossettiano, possiamo dire, e anche La Pira gravitava su quest'area.
quest'area di un'area di centro-sinistra, ma piuttosto di parlare di categoria, per questi uomini abbiamo soprattutto il valore del servizio, dell'altruismo e della persona finalizzati alla politica, e abbiamo anche un buon risultato proprio a livello anche di restituzione ai cittadini, che riconoscevano in queste due figure assieme ad altri dei veri leader. Allora apriamo un'altra finestrella su un altro personaggio che è Fanfani. Fanfani addirittura inventa le case popolari e dice a tutti gli operai: fermate, lasciate un giorno di lavoro diciamo, per creare un fondo dove noi costruiremo le case per voi, e nascono le case di Fanfani. E questo è stato l'inizio poi di tutto quello che è stata la crescita. Prego, professore. Sì, scomparso nel 1999 dopo una lunga militanza, Mintore Fanfani era proprio il suo protettore all'interno della Democrazia Cristiana. Lo ha sempre sostenuto, ha sempre condiviso buona parte delle sue scelte e lo proteggeva dalle critiche, perché all'interno della Democrazia Cristiana, soprattutto nel primo dopoguerra, quando nascono le correnti, non è che Mattei godesse di molta fiducia. Ricordiamo che lui fa anche un'esperienza di deputato dal 48 al 53 e a livello politico si era messo nella strada della carriera politica, solo che le votazioni non ebbero così tanto esito favorevole a livello di preferenze, e quindi la sua carriera come politica, come tanti uomini allora del primo dopoguerra che cercavano anche un posto come ministri o come sottosegretari all'interno della DC, ecco, questo ruolo per Mattei, diciamo, non fu facilmente onorabile, proprio per questa sua difficoltà di come si dice, di imporsi come politico, ma lo seppe fare come imprenditore, lo seppe fare come organizzatore, lo seppe fare come manager e come soprattutto uno che di fronte ai problemi appunto economici e soprattutto legati all'energia, ricordiamo la sua come si dice intuizione negli anni 50 già pensava all'apertura di alcune centrali nucleari. Riuscì, diciamo, certo, riuscì addirittura a vederne una, ma ne aveva in mente più di una quindicina. Ed ebbe anche in questo caso come nemici gli americani. Allora, perché gli americani anzi riuscirono a bloccare la costruzione delle centrali nucleari in Italia, a favore o a vantaggio, ognuno avrà poi la sua opinione. Allora, quarto contributo, Enrico Mattei, che è vittima di un delitto che non si è mai capito, diciamo, da quale parte veniva questo disastro, che è stata la caduta del suo aereo, e soprattutto a chi giovava la morte di Mattei. Prego. Se della vita di Enrico Mattei conosciamo tutto, non possiamo dire altrettanto della sua morte. La verità è rimasta a Bascapè, in provincia di Pavia, dove il bimotore su cui viaggiava insieme al pilota Ernerio Bertuzzi e al giornalista americano William McHale precipitò il 27 ottobre 1962. La morte del numero 1 dell'ENI fu velocemente archiviata come un incidente, un guasto, un errore, un malore. Si è ipotizzato anche ad un gesto estremo del pilota a causa di una delusione amorosa. Non si ascoltarono i testimoni, non si cercarono tracce di esplosivo, nulla. Il 31 marzo 1966 il giudice istruttore di Pavia archiviò l'inchiesta su richiesta della procura, perché il fatto non sussiste nessuno scoppio in volo o comunque nessun sabotaggio. Ma cosa era successo prima del dramma? Il pomeriggio del 25 ottobre 1962 all'aeroporto di Gela avevano ricevuto conferma che il mattino seguente sarebbe arrivato l'aereo di Enrico Mattei. Il presidente della Regione Sicilia, l'onorevole Giuseppe D'Angelo, stava conducendo con Mattei una trattativa per far sì che il metano estratto a Gagliano potesse costituire il volano affinché in Sicilia pervenissero gli investimenti necessari a promuovere la crescita e lo sviluppo socio-economico dell'isola. Per Mattei il vero modello di sviluppo in Italia era la crescita uniforme,
senza distinzione tra nord e sud. Venga, la situazione a Gagliano Castelferrato è esplosiva. Erano state queste le parole con cui Giuseppe D'Angelo, presidente della regione, aveva convinto Mattei ad arrivare in Sicilia. Alle 9:15 del 26 ottobre del 1962 Enrico Mattei decolla da Ciampino per andare in Sicilia a bordo del bireattore Morana-Saulnier 760 Paris 2. Erano da poco passate le 10 quando l'aereo atterra all'aeroporto di Gela. Mattei visita lo stabilimento dell'ANI che prende parte all'assemblea degli azionisti, passerà la notte al villaggio residenziale costruito dall'ENI per gli operai. La mattina dopo Mattei arriva a Gagliano e davanti a una folla di lavoratori tiene quello che sarà il suo ultimo discorso in pubblico, annunciando l'inizio delle attività di estrazione del gas nella zona. Dopo il discorso, Mattei in elicottero raggiunse l'aeroporto Fontanarossa di Catania, dove la notte precedente era stato parcheggiato il bimotore che avrebbe dovuto riportarlo a Milano. Il velivolo decolla alle 16:55, un viaggio senza problemi, e quando mancano pochi minuti all'atterraggio il pilota Beruzzi inizia la discesa per Milano Linate, ma sopra le campagne di Bascapè qualcosa va storto, il velivolo esplode e precipita scomparendo dai monitor della torre di controllo. Un attentato o un incidente? I depistaggi iniziarono già la sera di quel sabato 27 ottobre. Uno dei primi testimoni dell'attentato, un contadino, raccontò davanti alle telecamere che il cielo era rosso, che un aeroplano si era incendiato, i pezzi stavano cadendo sul prato, sotto l'acqua. Il giorno dopo però cambiò totalmente la sua versione e disse di non aver visto nulla e che l'aereo aveva preso fuoco quando era già a terra. Si apriva così un caso che resterà irrisolto e costerà la vita anche a chi non ha mai creduto nella verità ufficiale, come fu per il giornalista Mauro De Mauro, scomparso nel nulla il 16 settembre del 1970, eliminato perché era sul punto di rivelare qualcosa. Si stabilirà poi che sul velivolo era stata posizionata una bomba mentre era fermo nell'officina dell'aeroporto di Catania in attesa di Mattei. In quel momento fu piazzato l'ordigno che sarebbe esploso poco prima dell'atterraggio a Milano. Dopo il disastro anche i resti dell'aereo furono accuratamente lavati. Superata la teoria dell'incidente, oggi sappiamo con certezza, grazie alle indagini del giudice Calia svolte a distanza di anni dall'accaduto, che Mattei ha trovato la morte in un attentato e quindi si trattò di omicidio. Il mistero però è rimasto sui nomi dei mandanti e sul movente. Molte le ipotesi, dall'OAS all'organizzazione di estrema destra francese, alla CIA, alla Democrazia Cristiana, alla mafia che aveva voluto fare un regalo agli amici americani. Tra i sospettati l'allora braccio destro di Mattei, Eugenio Cefis, che ne avrebbe raccolto l'eredità all'ENI con una linea aziendale e politica del tutto diversa se non opposta. Prove certe non ce ne sono, ma alcune note dei servizi segreti riferiscono come all'interno dell'ENI si riteneva plausibile che Cefis non fosse estraneo a quella morte. Cefis, che sarà ritenuto poi anche il vero fondatore della P2, lasciò successivamente l'ENI per guidare Montedison e nel 1977 si dileguò ritirandosi in Svizzera. Non venne mai indagato e non fu sentito nemmeno come testimone. Allora però a questo punto ci conviene aggiungere anche il quinto contributo, così abbiamo una dichiarazione del Vincenzo Scalia, che è appunto il giudice che fa l'indagine. Le conclusioni della mia indagine è stata la certezza che l'aereo di Mattei era stato abbattuto con una bomba posta dietro il cruscotto del velivolo, azionata dal comando per la discesa del carrello. Quindi quando l'aereo
era in prossimità dell'aeroporto di Linate, già in posizione di atterraggio. Nel momento in cui il pilota ha dato il comando per la fuoriuscita del carrello, l'aereo è esploso. L'aereo è esploso, o meglio, è esploso questo piccolo quantitativo di tritolo che ha invalidato il pilota e probabilmente chi era a bordo e ha reso non più governabile il velivolo, distruggendo, fondendo gli elementi di comando che consentivano dalla carlinga di pilotare il velivolo. Poi è divenuto ingovernabile ed è precipitato, infatti, pressoché integro, salvo il tettuccio in plexiglass e tutti i pezzi che sono stati espulsi dall'esplosione, in seguito all'esplosione, però prevalentemente integro, quindi precipitato al suolo. Lo scopo era quello di mascherare il sabotaggio. Professor Zanella, diciamo che è un omicidio di Stato che avviene un anno prima poi dell'omicidio di John Fitzgerald Kennedy, perché Mattei era stato invitato da John Fitzgerald Kennedy e avrebbe dovuto partire di là qualche giorno per andare a parlare appunto di energia, di una collaborazione americana e italiana. Prego lei. La parola complotto ci sta tutta. Possiamo dire che nonostante la commissione preposta a indagare nel 66 invece archiviò subito il caso come incidente, appunto errore umano o avaria del mezzo dell'aereo, insomma, nonostante questo le successive indagini invece hanno attestato, e Vincenzo Calia ce lo ha confermato, che c'è stata appunto un'esplosione a bordo. Dobbiamo però porci ancora queste altre domande. La prima, un uomo come Mattei, presidente, che normalmente viaggiava sempre con dei suoi sodali, diciamo, dei suoi compagni anche di agenzia e anche di ditta, in quel viaggio era, dal punto di vista così della tratta che doveva svolgere, era da solo, perché aveva solo, come si dice, il pilota Bertuzzi e appunto quel giornalista statunitense. Altra domanda che si sono posti in molti: perché atterrato a Gela riparte invece da Catania l'aereo? Esatto. Perché c'è anche questo dettaglio, si dice che questa scusa di richiedere che la partenza non fosse più dallo stesso aeroporto dove era sceso ma da Catania avesse consentito ai sabotatori di agire in maniera più disinvolta, forse c'erano meno controlli. Tra l'altro pare che abbiano allontanato il capitano Bertuzzi anche dicendogli una scusa di allontanarsi dal velivolo quella sera che precedeva la partenza, o il giorno dopo era prevista la partenza, quindi è rimasto per un paio d'ore il velivolo completamente incustodito. E poi un'altra cosa, l'ordigno che è stato messo a bordo è fatto appena per rendere non più controllabile il mezzo, quindi non è una cosa così diciamo eclatante, proprio perché sembrasse tecnica la motivazione di questo incidente. Poi un'altra cosa ancora di cui è stato necessario riesumare i cadaveri, capire quali schegge fossero entrate del corpo appunto delle salme di De Mattei come anche del pilota. Ecco, su tutto questo c'è effettivamente tanti di quei misteri, tanti di quei dubbi, per cui l'eliminazione intenzionale, cioè dolosa, c'è tutta, e penso che anche le ultime indagini che hanno fatto lo abbiano accertato. Fra l'altro c'è da dire che il ministro della difesa Andreotti, che aveva responsabilità esplicite e dirette per sorvegliare anche il lavoro della commissione, come si dice, coperse invece immediatamente la tesi dell'incidente umano, insomma, ecco, certo, dell'avaria del mezzo. Per cui, andando a rivedere tutto il lavoro che ha fatto il procuratore Vincenzo Calia, troviamo che l'atto doloso c'è tutto, rimane difficile appunto i mandanti, sapere chi, perché aveva nemici interni all'ENI, aveva nemici anche nella
criminalità organizzata che aveva addentellati anche in America. Aveva nemici tra le 7 sorelle, sappiamo. Insomma, lui era un personaggio che in quel momento era molto molto inviso a tanti, per cui alla fine la sua uccisione, perché possiamo parlare di uccisione, faceva il gioco di tantissimi operatori in quel momento che vedevano come disturbo e come fastidio, proprio possiamo usare queste parole, l'intraprendenza della politica che Mattei invece stava portando avanti con coraggio e con convinzione. Con tanto coraggio, perché lui era consapevole che c'era questo attentato in corso. Ecco, possiamo dire Prego. che questo c'era stato già un altro attentato nel gennaio del 62, in un altro volo aereo, mi sembra che prima di ripartire avevano trovato un cacciavite all'interno sul motore e il capitano Loretti, fra l'altro, perse la vita qualche anno dopo, diciamo nel 69, tanto per dire che questi personaggi che dovevano deporre in successive udienze poi non sono stati più in grado di farlo. Un altro indizio perché Mattei sentiva veramente minacciata la sua esistenza, la sua vita, lo ha confidato la moglie Paula Gretas, che diceva che si svegliava, l'ha sentito più di qualche volta svegliarsi di notte piangendo, appunto, pensando che qualcuno lo volesse eliminare. Certamente. Allora, adesso presentiamo un altro personaggio, Graziano Verzotto, veneto. E questo è un personaggio molto strano che si collega con Mattei, perché poi è un personaggio che collegherà la mafia alla Democrazia Cristiana e agli altri partiti. Cioè è un mediatore, come spesso succede in questi casi, e questo ha anche lui la sua responsabilità nella vicenda di Mattei, quindi ultimo contributo, numero 6. Nelle indagini che seguirono la morte di Enrico Mattei compare una figura emblematica, quella di Graziano Verzotto, all'epoca dei fatti segretario della Democrazia Cristiana Siciliana e dirigente ENI in Sicilia. Era stato lui, insieme al presidente della Regione Sicilia, Giuseppe D'Angelo, a convincere Enrico Mattei a tornare in Sicilia, dove era stato in visita peraltro una settimana prima, segnalando una situazione di disagio tra i cittadini di Gagliano Castelferrato, una situazione però che non corrispondeva alla realtà, tanto che Mattei fu accolto da una folla festante. Mattei in quel frangente invece fu lasciato solo da Verzotto con la scusa di impegni politici a Catania e a Siracusa, dove però non sarebbe mai arrivato. Verzotto invece arrivò a Catania, dove, secondo alcune ricostruzioni storiche, fu l'ultimo a salire sull'aereo che doveva riportare Mattei a Milano, e questo prima che il presidente dell'ENI si imbarcasse, apparentemente per controllare che tutto fosse in ordine e forse per un saluto di cortesia. Dopo di ciò Mattei si imbarcò e partì per Milano, dove però non arrivò mai. Un episodio che ha generato molte speculazioni, soprattutto dopo l'inchiesta che stabilì che l'aereo era esploso per un ordigno a bordo. La vicinanza di Verzotto al mondo politico ed economico siciliano, alle vicinanze con la mafia, gli interessi nel settore energetico, ha portato a ipotizzare un suo coinvolgimento indiretto o una conoscenza di eventuali piani per sabotare l'aereo. Tuttavia non sono mai emerse prove concrete che Verzotto fosse implicato nell'incidente o che sapesse del sabotaggio. Solo anni dopo la morte di Mattei fu avvalorata la tesi del sabotaggio dell'aereo, grazie a nuove testimonianze e analisi forensi che indicarono la presenza dell'esplosivo a bordo. Verzotto fu interrogato nelle indagini, ma non venne mai accusato formalmente. Per un ventennio rimase al centro della vita politica siciliana, legando il suo nome a diverse vicende torbide. Agli inizi del 1970 fu sempre lui a coinvolgere il redattore dell'Ora di Palermo, Mauro De Mauro, in una campagna di stampa ricattatoria nei confronti di Eugenio Cefis e del suo protettore politico Amintore Fanfani.
Lo fece 3 o 4 mesi prima che il regista napoletano Francesco Rosi affidasse a De Mauro l'incarico di ricostruire gli ultimi 2 giorni di vita di Enrico Mattei nell'isola. Mauro De Mauro scomparve nel 1970 e di lui non si seppe più nulla. Per aver minacciato rivelazioni su vicende divenute segreto di Stato fu oggetto di un tentativo di sequestro di persona destinato quasi sicuramente a concludersi con la sua soppressione. Preavvisato dell'imminente arrivo di 2 mandati di cattura per peculato e interessi privati in atti d'ufficio, nel marzo del 1975 si rifugiò all'estero, prima in Libano e poi a Parigi. Rimase latitante per 16 anni, poi nel 1991 un indulto gli consentì di rientrare in Italia, ma tra il 95 e il 98 fu nuovamente coinvolto nella seconda inchiesta giudiziaria sulla morte di Mattei e dopo il 2007 nella terza inchiesta giudiziaria sulla scomparsa di De Mauro. Nel 2008 ha pubblicato un'autobiografia che non ha dissolto però la nebbia che offuscava la sua vicenda politica. Graziano Verzotto è morto a Padova il 12 giugno 2010 all'età di 87 anni. Ecco, questo è un personaggio naturalmente che ha fatto la storia della democrazia cristiana, ma era soprattutto, diciamo, il mediatore tra la mafia e la politica, non solo democrazia cristiana, ma anche, prego professore. Sì, un personaggio molto noto nel Padovano per la sua esperienza nella militanza di partigiano, appunto, sì, nell'Alta Padovana. Era un dirigente anche dell'ENI e fu proprio Verzotto a chiamare Mattei a Gagliano, in provincia di Enna, perché c'era il pericolo di una rivolta popolare del paese che non voleva ormai accettare l'ipotesi della chiusura di una fabbrica, e quindi proprio Verzotto lo pregò appunto di andare giù in Sicilia in questo volo per parlare direttamente alla popolazione, e Mattei in quell'occasione promise che l'azienda si sarebbe convertita in una fabbrica di scarpe. Dette queste garanzie e si impegnò anche a ritornare. Disse chiaramente: adesso devo andare subito a Milano perché con gli impegni mi vogliono a Milano, ma calmò anche le tensioni sociali che erano in atto in questo frangente di Gagliano. Ecco, il ruolo di Verzotto, come è stato altrettanto delicatamente discusso molte volte anche in occasione di alcune azioni da partigiano, perché sappiamo anche di alcune azioni molto spregiudicate e scriteriate che hanno coinvolto i partigiani stessi con rappresaglie naziste. È lì a Santa Giustina in Colle, lì a Santa Giustina in Colle, ecco, il famoso ed è per quello eccidio. Che lui poi parte e lo mandano in Sicilia. Ecco, questo giustifica del perché era meglio che cambiasse regione, non solo città. Ecco, questo personaggio, diciamo, ottiene questa fiducia della democrazia cristiana con ruoli anche apicali, perché sappiamo che gode di queste responsabilità e le esercita anche con questa influenza, perché chiedere a Mattei di andare in Sicilia per calmare una situazione che lui faceva fatica a gestire voleva dire che una certa influenza la esercitava a tutti i livelli. Certamente. Tullio, una conclusione su Mattei. Ma io spero che questa sera i telespettatori abbiano potuto tornare a ricordare un personaggio che ha fatto la storia del nostro paese. Qui nell'ultima parte della trasmissione la figura chiaramente, anzi più che altro la scomparsa di questa persona, un attentato ormai è stato acclarato, ma vediamo che gli intrecci sono molti, la stessa la scomparsa del giornalista De Mauro, ricordiamo, redattore dell'Ora di Palermo, che viene attribuita alla mafia, ma che avviene, sembra, proprio poco prima che De Mauro, che era già stato demansionato peraltro all'interno della redazione, sembrava appunto che stesse per rivelare qualcosa di veramente importante proprio sul caso Mattei. Anche questo è sintomatico un po' di come anche a quell'epoca i giornalisti venissero
comunque condizionati all'interno della redazione, in questo caso perché era stato messo alla pagina sportiva e gli avevano detto non sta più a seguire il caso Mattei. Enrico Mattei, come dicevo prima, è una persona di cui ci sarebbe bisogno oggi più che mai. Probabilmente il nostro paese sarebbe un paese diverso, già lo ha cambiato all'epoca, oggi probabilmente potrebbe aiutare a avere figure così, non dico trasparenti, però insomma persone che lavorano per il paese e non persone che lavorano per i propri interessi, come purtroppo oggi vediamo, ne abbiamo molti, no? Quotidianamente. Grazie professor, perché credo che queste figure, come diceva Tullio, siano importanti perché sono degli esempi, come si può condurre la vita e avere anche la soddisfazione, ovviamente non di morire in maniera anticipata, ma quantomeno di avere svolto un'attività importante. Anche questo però spesso dalla politica viene dimenticato, perché per la politica è un pessimo esempio di come si può trasformare un paese. Parliamo che a quell'epoca in Sicilia, per esempio, gli stipendi erano attorno ai 5.000-6.000 lire al mese, ecco, e quindi abbiamo l'idea di cosa voleva dire poter lavorare o non lavorare. Voleva dire che la gente sopravviveva, non viveva, e Mattei era andato in Sicilia per impegnarsi a dare una mano a quello che era lo sviluppo del paese, ma la mafia e la CIA, che sono sempre state collegate, naturalmente gliel'ha impedito anche in questo caso. Grazie del vostro intervento e parliamo dei nostri amici silenziosi. Certo, parliamo dei nostri amici silenziosi, che sono altre figure importanti. Intanto ringrazio ancora il professor Zanella per essere stato qua con noi, ci ha aiutato a conoscere Enrico Mattei un po' di più. I nostri ospiti silenziosi, diciamo che abbiamo delle notizie per quanto riguarda Narges Mohammadi, la giornalista, l'attivista iraniana che Nobel per la pace nel 2023, che è stata trasferita finalmente dal carcere di Evin, dove è reclusa, all'ospedale. Ecco, lei ha bisogno di cure, era ormai diverse settimane che si chiedeva appunto la possibilità di accedere alle cure mediche perché ha problemi di salute, problemi cardiaci e altre problematiche, e in questo modo finalmente potrà probabilmente avere un trattamento completo per le patologie di cui soffre. Ricordiamo che peraltro Narges stava scontando una condanna a 30 mesi, in cui a gennaio sono stati aggiunti altri 15 mesi e negli ultimi giorni, la settimana scorsa, è stata emessa un'altra sentenza a suo carico di altri 6 mesi, dopo che aveva protestato per l'esecuzione di un'altra prigioniera politica nel reparto femminile del carcere di Evin, che è avvenuta nei mesi scorsi. Questa è la situazione, diciamo che di positivo c'è che sembra che abbia potuto accedere alle cure mediche, e noi comunque per Narges Mohammadi, come per tutti gli altri, e lo diremo anche dopo, chiediamo che possa tornare in libertà al più presto. Per quanto riguarda Aung San Suu Kyi, torniamo a ricordare che Papa Bergoglio nella sua visita in Myanmar ha chiesto la liberazione e si è offerto anche di accogliere Aung San Suu Kyi in Vaticano, quindi per accoglierla nel nostro territorio, ha detto Francesco, che ha avuto anche peraltro un incontro privato con i gesuiti di Indonesia, Timor-Est e Singapore, durante la quale appunto ha parlato anche della situazione di Aung San Suu Kyi. Per quanto riguarda invece la Bielorussia e Ales Bialansky,
anche lui premio Nobel nel 2022. In questi giorni è in Italia un ex dirigente dell'Organizzazione per i diritti umani che fa capo appunto a Bialansky, è Leonid Soudalenko, che sta facendo un giro per l'Italia per spiegare quali sono le condizioni appunto dei diritti umani in Bielorussia. Anche lui è stato arrestato nel 2021 insieme ad altri attivisti. Mentre per quanto riguarda Bialansky ricordiamo che sta scontando una condanna a 10 anni perché è accusato di contrabbando e finanziamento di azioni che violano l'ordine pubblico, come dire, accuse chiaramente false. E per quanto riguarda invece l'avvocata tunisina Sonia Damani, è stata condannata a 2 anni di carcere per diffusione di voci e notizie false in Tunisia. Questo è avvenuto lo scorso 24 ottobre, è stata condannata appunto a 2 anni di carcere dal tribunale appunto tunisino, ricordiamo che è in carcere dalla primavera di quest'anno semplicemente perché si era permessa di criticare l'operato del governo e del presidente Sayed. Ricordiamo che noi italiani abbiamo rapporti ben stretti con la Tunisia. Ecco, assieme a lei poi anche altri giornalisti e altri avvocati vengono come dire, repressi in questo paese dove chiaramente la democrazia è ancora un'utopia. Ecco, quindi in questo caso Sonia Damani da una condanna a 10 mesi adesso si ritrova condannata a 2 anni di carcere solo per aver criticato l'operato del governo in una intervista. Ecco, per tutti quanti loro noi chiediamo chiaramente che cadano le accuse, che vengano scarcerati al più presto e che possano tornare a svolgere la loro libera attività appunto in libertà. Ci fermiamo qua, grazie per essere stati con noi. Adesso noi ci ritroveremo venerdì prossimo, come sempre alle 20:30, avremo sicuramente le elezioni americane, cercheremo di capire cosa succede negli Stati Uniti e vedremo anche un po' se ci sarà un'indicazione, quali sono i primi dati su quelle che possono essere gli esiti di queste importanti elezioni. Ma ne parliamo venerdì prossimo alle 20:30. Buona serata a tutti.